E dunque buongiorno, il terzo e ultimo giorno comincia da Udine, giro del centro storico. Entriamo in via Mercato Vecchio, una delle vie più lussuose di Udine. Eccoci in via Paolo Sarti. E in un attimo siamo in quella che per tutti è Piazza San Giacomo. Piazza Matteotti, ma per tutti Piazza San Giacomo, è il salotto di Udine, con questi palazzi antichi che si affacciano sulla piazza. Piazza 20 settembre, con questo edificio in stile veneziano. Ieri sera, arrivando in città, vi avevo mostrato il palazzo arcivescovile, dove c'è un importantissimo ciclo di affreschi del Tiepolo. Beh, ci sono affreschi e quadri del Tiepolo anche in Duomo. Subito dietro il Duomo ancora la presenza forte di Giovan Battista Tiepolo nell'oratorio della Purità che ora vi sto inquadrando. Eccoci in via Vittorio Veneto. Alcuni dei palazzi che si affacciano sulla via presentano sia all'esterno sia all'interno degli importanti affreschi, tra cui alcuni dell'Amalteo e del Pordenone. Stiamo arrivando in Porta Aquileia, che è quella che ci condurrà fuori dal centro storico, e una volta usciti dalla città continueremo il nostro percorso verso Pradamano. La chiesa in questo momento è chiusa, per cui non possiamo entrare, ma vi mostro quell'affresco fuori nella parte esterna che dà sulla piazza. La chiesa di Santa Cecilia è del 1710 e dall'altra parte, se noi ora ci giriamo, intanto continuo a mostrarvi questo, dall'altra parte c'è questo bellissimo palazzo che è Villa Giacomelli. Continuiamo lungo il paese di Pradamano. Papilia, femminile di Papilius, è probabilmente colei che ha dato il nome a Pavia di Udine, per l'appunto. E questa è la chiesa di San Giovanni, con gli affreschi esterni, che sono del 500. Sempre in comune di Pavia di Udine, siamo nella frazione di Selvuzis e guardate che villa storica che abbiamo di fronte. Ma tutto questo territorio è costellato di residenze nobiliari. Siamo in comune di Santa Maria la Longa, precisamente a Santo Stefano Udinese, e quello sullo sfondo è l'inconfondibile campanile.
siamo a Tissano e questa è la villa dei Conti del Torso. Quest'oggi albergo molto bello, guardate. E a Santa Maria la Longa, al centro della strada, quindi vuol dire che questa è una strada antichissima, la chiesa di San Floriano. Attualmente la vediamo nella struttura del XVI secolo, però è certo che c'era una chiesa precedente nello stesso luogo. Ora continuiamo sempre all'interno di Santa Maria la Longa. Nel XVII secolo la famiglia Colloredo, che ieri naturalmente abbiamo visto a Colloredo e a Sousans, fonda questa villa nel cuore di Santa Maria la Longa. Durante la Prima Guerra Mondiale fu il primo centro di fotografia aerea e ospitò anche Gabriele D'Annunzio. Siamo nella zona di Santa Maria la Longa, detta La Berlina, e questa è la colonna in cui per l'appunto si mettevano alla berlina i condannati. La colonna della giustizia. Un cartello lungo la ciclabile ci ricorda che a Santa Maria la Longa Giuseppe Ungaretti scrisse 3 poesie, fra cui la sua lirica più famosa, M'illumino d'immenso, qui a Santa Maria la Longa durante la Prima Guerra Mondiale. Siamo a Mereto di Capitolo ora. Gireremo di qua e guardate ancora ville storiche. Noi andiamo per via San Pietro adesso, perché vogliamo raggiungere una deliziosa chiesa campestre, collocata lungo l'antico tracciato della via Iulia Augusta. Con l'assetto che vediamo quest'oggi la chiesa risale all'epoca successiva all'invasione dei turchi nel Friuli, ma l'origine di questa chiesa è sicuramente precedente, è del XIV secolo. Dicevo prima, si trova non distante dall'antico percorso della strada Iulia Augusta, della via romana, e ci colpiscono molto gli affreschi in questo protiro laterale. Ora li vediamo nel dettaglio. C'è la Madonna con il bambino seduta sul trono e Gesù Cristo che consegna le chiavi della chiesa a San Pietro, che è il santo di questa chiesa per l'appunto. Superato Mereto di Capitolo, ritroviamo la pista ciclabile. Stiamo andando a Palmanova, dove la ciclabile correrà lungo i bastioni. Nella seconda metà del Cinquecento a Venezia serviva da queste parti una fortezza. Fondarono così, affidandosi al grandissimo architetto Giulio Savorgnan, la città stellata di Palmanova. Guardate che spettacolo! Che cosa può offrire la nostra regione semplicemente con una corsa in bici, guardate. Ed entriamo così nella fortezza stellata di Palmanova. Punteremo subito verso la Piazza Grande per visitare il Duomo
e ammirare gli scorci di tutta la piazza. La piazza grande di Palmanova, oggi è mercato. E ora un semplice giro per ammirare le bellezze del luogo. La chiesa è di un allievo di Andrea Palladio, Vincenzo Scamozzi. All'ingresso della chiesa uno dei reliquiari più belli che io abbia mai visto. Il Duomo di Palmanova, con questa struttura classica del Rinascimento italiano. Le reliquie di Santa Giustina provenienti dalle catacombe di San Ciriaca a Roma furono riesumate alla fine del 1700 e arrivarono a Palmanova nel corso dell'Ottocento. Quest'oggi riposano qui all'interno del Duomo. I grandi dipinti dell'abside da questa parte vedete il miracolo del cieco. E un ultimo sguardo al bellissimo Duomo di Palmanova. Davanti a noi la loggia comunale con le memorie della città di Palmanova. Ora noi usciremo dalla piazza e di conseguenza dalla città. Dobbiamo proseguire verso Strassoldo. Usciti da Palmanova riprendiamo la pista ciclabile che corre su un tratto davvero splendido con questi ponticelli di legno. Non siamo più sulla ciclabile, ma è comunque il percorso dell'Alpe Adria. Abbiamo superato Privano e in fondo già si notano le prime case di Strassoldo, il comune di Cervignano del Friuli, casa nostra. Guardate che splendore, il mulino rimesso in funzione da qualche anno che produce energia.
i classici salici delle nostre zone e di fronte il borgo di Strassoldo. Noi ora entreremo per quella porta. Siamo all'interno del borgo e questo è il castello di sopra con le vecchie strutture, ora ve lo inquadrerò meglio. Qui davanti chiesa di San Nicolò, che è la chiesa parrocchiale di Strassoldo, il castello di sopra. Da questa parte la vecchia cancelleria con 2 lapidi romane recuperate in prossimità della Iulia Augusta, quella dei fratelli Lucio e Paolo Spedies e della moglie gemella che dedica il sepolcro al marito Marco Antonio Euteto, figlio di Marco. Quel Euteto è probabilmente un nome greco o comunque grecizzante. Di qua continuano le vecchie strutture, questa è sempre la chiesa parrocchiale. Splendidi giardini. Da questa parte la vecchia pileria de riso, eccola, e qui ora lo splendido mulino presso il castello di sotto, guardate. È un piccolo paradiso Strassoldo. Si esce dalla porta medievale e si arriva in Borgo Nuovo. Chiesa di San Marco, guardate che splendore. E ora si va a pranzo. Al Cavallino, Fricheria, Trattoria, Bar da Renzo. Fermatevi pure qui. Eccoci nel centro di Cervignano e questo è l'eremo in cui Gabriele D'Annunzio visse durante la Prima Guerra Mondiale. Che bello che è l'Ausa, il mio fiume proprio, quello della mia Cervignano. Ora stiamo arrivando presso la chiesa di San Michele Arcangelo, chiesa di fondazione antichissima, fu un'abbazia longobarda, ma sotto la chiesa c'è una cripta che svela dei tesori straordinari. Terzo di Aquileia, cioè il terzo miglio dal foro e quindi il terzo miglio della Iulia Augusta. Siamo sul fiume Terzo e bisogna dire che qui hanno fatto dei lavori molto belli. Una splendida tappa è questa fontana a cui ora ci abbeveriamo. Superato l'incrocio di Terzo, siamo sul tracciato della vecchia ferrovia Cervignano-Belvedere, costruita dagli austriaci nel 1910. Ricompaiono i binari della ferrovia Cervignano-Belvedere, vedete qui sotto.
Siamo sullo scavo dell'Università di Trieste e qui c'è Mimma Catanese che ci illustrerà questo splendido scavo. Vai Mimma. Bene, benvenuti nella NOMS dei Punti d'Alzata. È stata nominata così proprio perché è stato ritrovato un mosaico in cui sono raffigurati dei puttini. Non si può vedere quest'oggi, vero? Purtroppo sono stati coperti. Sono stati coperti? Sì. Va bene, mostreremo la foto. Sì, probabilmente sì. Potremmo soltanto mostrare delle foto. Certo. Oggi abbiamo proprio iniziato il nostro scavo, questa campagna che durerà 3 settimane per il momento, e abbiamo iniziato appunto con l'estirpazione, insomma con il diserbo vario, e soprattutto ci siamo occupati della via Gemina. Ecco, perfetto, ci porti sulla strada? Sì. Grazie. Ci troviamo in quella che è una perpendicolare alla via Gemina. Oggi abbiamo diserbato appunto questa via e attualmente stiamo invece rettificando la sezione, questa sezione. Quindi siamo muniti di trawl, pale, secchi e... Grazie Mimma. Ma guardate che splendore fra l'altro. Nel 1934 fu allestita la via sacra cosiddetta lungo gli scavi del porto fluviale romano di Aquileia. È un luogo bellissimo che ora visiteremo nel dettaglio. Le banchine del porto, ecco, dovete immaginarvi qua decine e decine di botteghe, di negozi, di edifici vari, di barche. Un porto fluviale brulicante di vita, qui hanno trovato di tutto. Le celebri colonne del foro furono restaurate ed edificate nel 1936 e la ferrovia Cervignano-Belvedere fu dismessa la prima volta nel 1937. Questo però vuol dire che per un anno chi passava di qua vedeva questa meraviglia a un tiro di schioppo dal finestrino del treno. Ma come dico sempre quando vengo da queste parti, dalla gioia si passa immediatamente a una profonda tristezza vedendo la condizione vergognosa in cui giace la vecchia stazione ferroviaria di Aquileia, da cui partì nell'ottobre del 1921 la salma del Milite Ignoto. E ora lamiere. È uno scandalo che non trova alcuna giustificazione. E quindi nuova deviazione, lungo questa strada immersa nel verde. Già durante la Prima Guerra Mondiale, Don Celso Costantini, il parroco di Aquileia, incominciò a preoccuparsi per dare degna sepoltura ai caduti di quella immensa strage. E questo è il cimitero degli eroi di Aquileia. Moltissime croci di bronzo, ognuna delle quali riporta la frase Dulce et
decorum est pro patria mori, dolce e onorevole è morire per la patria. Le sculture sono di Alberto Caligaris. Proseguendo da questa parte si arriva al monumento ad Ettore Ximenes. Di grandissimo impatto. (1917) Ettore Ximenes. E di qua si arriva all'arca in cui riposano le salme di 10 militi ignoti. La storia d'Italia davanti ai nostri occhi e quella lampada sempre accesa in ricordo di questi 10 militi senza nome. E qui sotto la sepoltura per Maria Bergamas, per tutte le madri. Di fronte una lapide di Gabriele D'Annunzio. O Aquileia, donna di tristezza, sovrano di dolore, tu serbi le primizie della forza nei tumuli di zolle, all'ombra dei cipressi pensierosi. Custodisci nell'erba i morti primi, una verginità di sangue sacro e quasi un rifiorire di martirio che rinnovella in te la melodia. La madre chiama e in te comincia il canto, nel profondo di te comincia il canto. L'inno comincia degli imperituri, quando il divino calice si innalza, trema a tutti i viventi il cuore in petto, il sacrificio arde fra l'Alpe e il mare. Gabriele D'Annunzio, Salmi, 2 novembre 1915, cancellata dai nemici, riscolpita nel novembre 1918. E qui davanti a noi la tomba di Giovanni Randaccio, morto nel 1917 sul Carso. Al suo funerale c'era anche Gabriele D'Annunzio, l'amico fraterno di sempre, e subito sotto la scritta Giovanni Randaccio corre una seconda scritta: Vitam dedit Timavo, diede la vita al Timavo. E naturalmente la basilica di Aquileia,
il cuore della cristianità del Friuli, ma anche per l'Europa centrale e l'Europa dell'Est. E il suo campanile, dove dall'alto si vede tutta la bassa. Siamo scesi nella cripta degli Scavi, la basilica di Aquileia, e qui sotto si sente lo scorrere della storia. Davanti a noi i resti della basilica post-teodoriana, sopra la quale è stata costruita l'attuale basilica. Mosaici che lasciano senza fiato per la qualità con cui sono stati fatti. E qui sotto vedete la base del campanile. Le decorazioni celebri che abbiamo visto tutti nei libri di storia, sotto i nostri piedi. Qui ancora le fondamenta del campanile. E tutte queste raffigurazioni zoomorfe hanno naturalmente dei significati cristiani. E qui la famosa aragosta. E qui famosissimo Ciriace vivas, possa tu vivere Ciriaco. Il gallo e la tartaruga, ovvero le tenebre contro la luce, l'ignoranza contro la conoscenza, la superstizione contro la vera fede. E tutto intorno le case romane che si fondono con gli scavi della vecchia basilica post-teodoriana, ma guardate la qualità di questi pavimenti musivi. La coppia del Santo Sepolcro, risalente al 1031, ma ora quello che volevamo vedere tutti. Ecco, qui davvero mancano le parole. Guardate che mosaici. La lingua fuori verso occidente come gesto apotropaico. E le decorazioni qui. Ritratti umani che sembrano ancora parlarci, tanto sono naturalistici. E so di usare un termine rischioso in storia dell'arte. Il buon pastore. Ancora figure di animali, naturalmente tutte simboliche. E qui la celebre scena della pesca.
e l'iscrizione per il vescovo Teodoro. E di qua Giona, che una volta sputato fuori dal mostro si riposa sotto la pianta di zucca. L'abside con gli affreschi medievali, il Cristo in mandorla, e sotto la cripta degli affreschi che ora visiteremo. Guardate il recupero dei materiali romani, no? Con la numerazione della misura del sepolcro, era di 25 piedi, evidentemente si arriva qui, la cripta degli affreschi, XII secolo. La morte della Vergine Maria, questa scena meravigliosa della crocifissione con questi volti dove l'espressionismo quasi, si può dire, supera la fissità dell'arte bizantina. Di qua San Marco che battezza, e di qua la deposizione di Cristo dalla croce. Infine, forse il capolavoro di tutta la cripta, il pianto per la morte di Cristo, il dolore di una madre, guardate che meraviglia. E qui sotto scene di crociati dietro un falso velario, vedete? E di là reliquie e ancora reliquie. Lasciamo così la basilica di Aquileia e tutta la città, riprendiamo la ciclabile dove l'avevamo abbandonata, ovvero dietro il cimitero degli eroi, e proseguiamo verso la conclusione del viaggio. Ed ecco ciò che si può ammirare ritornando sulla ciclabile, ovvero sul vecchio percorso della ferrovia Cervignano-Belvedere. E là in fondo, dove sorgono quegli alberi, la pineta San Marco, dove, secondo la tradizione, San Marco sbarcò per evangelizzare il nostro territorio. Belvedere è vicinissima. E ora la vecchia stazione ferroviaria di Belvedere, dove scendevano i passeggeri della linea Cervignano-Belvedere. Eccola qua, purtroppo in condizioni un po' precarie, ma ancora qui. E poi si scendeva e ci si avviava all'imbarco per Grado, la laguna di Grado. Là in fondo vedete l'isola con il santuario di Barbana. E qui questa lunga ciclabile che corre
Subito vicino a questo lungo ponte non c'è modo migliore per arrivare in spiaggia. 2 giorni fa viaggiavamo lungo i monti del Tarvisiano. Oggi, il 3° giorno, siamo al mare. Il Friuli detto giustamente compendio dell'universo, e potete quindi capire come mai il porticciolo con le barche ed entriamo così nel ventre di Grado. E adesso giriamo qui a sinistra, costeggiando questa casa meravigliosa. Le calli di Grado. Ed ecco, nella prima tappa all'interno del centro storico di Grado, il castrum con le strutture di una chiesa paleocristiana. Paulinus et Marcellina cum suis omnibus. Paolino e Marcellina con tutti i loro familiari. Basilica Paleocristiana di Grado. E vedete le tombe, vedete i mosaici. Vedete colonne romane sparse un po' ovunque. E ora giriamo e abbiamo il Duomo di Grado. Il meglio delle testimonianze romane su Grado e di Grado le troviamo qui, nell'orto lapidario accanto al Duomo. Ad esempio questo sepolcro
Si tratta di una dedica a Tito Canio Restituto e a Memmia Nicena, che erano coniugi, che vissero fra loro senza alcuna querela, che è splendido, si può tradurre con senza alcun litigio. Per anni 23, giorni 30, posero i figli ai genitori. C'è il rosario e quindi non disturbiamo, ma guardate che meraviglia il Duomo di Grado. E dall'altra parte un'altra chiesetta paleocristiana. E siamo sulla diga, la spiaggia, il mare di Grado, oggi molto basso e tranquillo. Ci salutiamo mentre laggiù in fondo compare l'altra spiaggia e purtroppo quest'oggi non si vede, c'è foschia. In fondo il Golfo di Trieste. Qua. Grazie per averci seguiti e arrivederci al prossimo viaggio.